Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia, le principali notizie. Lampedusa, sbarcati nelle ultime ore più di 90 migranti, sono tunisini, siriani, bengalesi e sudanesi. Tra poco la cronaca del nostro inviato. Sui migranti il ministro Piantedosi a Palermo, fermare il business miliardario dei trafficanti. Nordio, per la guerra globale agli scafisti serve la collaborazione dei paesi d'origine dei profughi. Dura reazione dei sindacati dopo il nuovo incidente mortale in un cantiere a Belmonte Mezzagno. CGIL e Tildoville chiedono il reato di omicidio colposo per le morti bianche. A Barcellona, nel Messinese, è scoperta una discarica abusiva, 66 indagati, fra loro anche imprenditori, pescati, pure 31 residenti che ne approfittavano per abbandonare i rifiuti nel deposito illecito. Domenica arriva il salvaspesa, sconti del 10% sui beni di prima necessità di 10.000 imprese in tutta Italia, ma la bolletta della luce nei prossimi 3 mesi sarà più cara del 18%, un'altra speculazione. Reagiscono così i cittadini arrabbiati a Catania. Calcio, Catania e Messina pronti alle sfide di domenica contro Casertana e Avellino. Rossazzurri e giallorossi puntano a riscattare le sconfitte dell'ultimo turno. Pallanuoto, insaziabile orizzonte, oltre agli scudetto, le ragazze di Martina Miceli puntano alla Coppa dei Campioni. Domenica al via il campionato. Bentrovati, ripresi da qualche ora gli sbarchi a Lampedusa, il nostro inviato segue il loro trasferimento all'hotspot dell'isola, in diretta Luca Ciliberti. Buongiorno Michele, siamo qui in un luogo simbolo di quest'isola, è la porta dell'Europa. Siamo qui non solo per farvi vedere appunto questo simbolo di accoglienza, ma perché da qui in questo mare sono arrivati, sono ritornati i barchini ad approdare a Lampedusa. Ne sono arrivati una novantina in 3 sbarchi a partire dall'alba. Il mare, come vedete, qui è ormai una tavola, si sono calmate le onde, si sono calmati i venti e qui continuano ad arrivare gli sbarchi. A largo c'è la nave Diciotti che perlustra la zona e che in questo momento vi stiamo facendo vedere, proprio perché appunto sono ripresi questi sbarchi. Il primo barchino è arrivato, dicevo, all'alba con 17 tunisini agganciati dalla motovedetta della Guardia di Finanza, tunisini che stavano, le loro condizioni sembravano buone. Poco dopo, verso le 9, sono arrivati 38 migranti, tutti bengalesi. Le loro condizioni invece in questo caso non erano delle migliori, molti erano in ipotermia, sono stati curati dai volontari che a ogni sbarco sono presenti la Croce Rossa, l'UNCR, i volontari, gli addetti di Frontex. Insomma, c'è uno spiegamento di forze ad ogni sbarco che abbiamo documentato anche con le nostre immagini, che certamente non lascia nulla al caso. Altri, e questo è il gruppo più numeroso, altri 34 invece poi sono arrivati a metà mattinata. Si tratta di migranti partiti da Zvara in Tunisia, con appunto a bordo di un barchino che è stato poi soccorso dalla capitaneria di porto. Erano in 34, tutti siriani, tra loro c'era anche un sudanese. Stavano bene, lo abbiamo documentato con le nostre immagini, tra l'altro erano pure felici ovviamente di aver toccato terra. Come avete sentito, ovviamente etnie diverse, problemi e fughe da paesi differenti. Nel frattempo gli sbarchi sono ripresi, dicevo, ma nel frattempo a poca distanza da qui c'è anche la nostra Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Malta, perché Malta è il paese d'Europa più a sud e dove in questo caso per il Med
sta incontrando gli altri leader europei. L'idea è quella, insomma, di una strategia comune. Ci sono anche, ovviamente, tra questi tutti sono stati trasportati, ovviamente, dicevo, all'hotspot di Contrada Imbriacola, che per 3 giorni è rimasto vuoto. Adesso, insomma, è stato ripulito, insomma, bonificato, e adesso ritorna ad accogliere migranti. Era, diciamo, un'eccezione quello che è successo nei giorni scorsi. Da qui vi restituiamo la linea. Giliberti in diretta da Lampedusa, e mentre, come sentivate, la Premier Meloni è a Malta, i ministri Nordio e Piantedosi confermano la linea del governo sul contrasto all'immigrazione clandestina. L'occasione, la conferenza ONU in corso all'aula bunker del Lucciardone a Palermo. Marco Gullà. Il ricordo di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino si sono aperti così, con l'omaggio del ministro della giustizia Carlo Nordio, i lavori per il 20ennale della Convenzione ONU a Palermo all'interno dell'aula bunker del carcere Ucciardone. Il tema che i ministri Nordio e Piantedosi, assieme a 30 colleghi di altri paesi, hanno affrontato è quello della lotta all'immigrazione clandestina, al traffico di esseri umani. Per il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi un affare da 6-7 miliardi di euro per le mafie. L'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine stima inoltre che a livello globale il business del traffico dei migranti generi affari per 6-7 miliardi di euro all'anno, a cui vanno aggiunti i proventi ottenuti dal successivo sfruttamento delle vittime con il racket della prostituzione, del lavoro nero, dell'accattonaggio. Piantedosi nel corso del suo intervento ha aggiunto: nessuno Stato può accettare che la criminalità organizzata determini le politiche migratorie nazionali, né che vengano praticate ignobili forme di schiavitù moderna. La Convenzione di Palermo, con la sua lungimirante visione, ha consentito di rafforzare la nostra capacità effettiva di prevenzione e di contrasto ai crimini gravi e organizzati. Per il ministro Nordio invece bisogna ingaggiare una guerra globale ai trafficanti di esseri umani. Noi dobbiamo ingaggiare una guerra totale, globale e senza sconti ai trafficanti di esseri umani. Il ministro Piantedosi ha tenuto incontri bilaterali con Libia, Tunisia, Somalia e Nigeria, con l'obiettivo di creare dei corridoi di rimpatri assistiti per tutti quei migranti irregolari. Voltiamo pagina, l'ennesima morte sul lavoro ieri con un operaio schiacciato da un solaio nel Palermitano. Desta l'allarme dei sindacati, un dramma inaccettabile, dicono, chiediamo l'omicidio colposo per queste morti. Giusy Lazzara. È lunga la scia di morti sul lavoro in Sicilia, sono 27 dall'inizio dell'anno. Ieri è rimasto schiacciato sotto un solaio Filippo Ciancimino. L'operaio di 63 anni stava lavorando alla ristrutturazione di una palazzina a Belmonte, Mezzagno, nel Palermitano. I primi a intervenire i vigili del fuoco, che hanno cercato di liberarlo dalle macerie che non gli hanno dato scampo. Il tema qui è la vita e la salute dei lavoratori. Abbiamo proposto in questi giorni come organizzazione sindacale quella di definire omicidio colposo le morti sul lavoro. Quindi su questo noi auspichiamo, in un confronto con il governo sia regionale che nazionale, che veramente dia un segnale forte rispetto ormai a un dramma che, ripeto, è inaccettabile e che non può più concludersi o espletarsi soltanto con delle dichiarazioni appunto a mezzo stampa e poi dopodiché il nulla. È triste il bilancio, e solo per citare gli ultimi casi mortali. Il 14 settembre un ufficiale di 29 anni di Messina della Caronte Tourist è rimasto vittima dell'incidente nel porto di Salerno. Ferito con un altro collega, sono stati travolti da un mezzo pesante mentre manovravano sulla banchina del porto. E il 30 di giugno un operaio catanese è morto mentre scaricava materiale da un'autocisterna in un'azienda del Siracusano. Per Carmelo Musumeci, 59 anni, non c'è stato nulla da fare. Nel Messinese ci sono 66 indagati per abbandono di rifiuti. Sono titolari di imprese e di attività che avevano creato 2 discariche abusive nei torrenti Mela e Patrì, coinvolti anche 31 residenti incivili. Francesco Triolo.
Sversavano rifiuti nei torrenti senza alcuna cura dell'ambiente e delle norme. In tema di smaltimento sono 66 gli indagati tra imprenditori e cittadini nel Messinese nell'ambito di una operazione condotta dai carabinieri a seguito delle indagini della Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto, diretta dal procuratore capo Giuseppe Verzera, che ha disposto anche il sequestro di 14 autocarri del valore complessivo di oltre 1 milione di euro appartenenti a diverse ditte della zona, nonché la misura cautelare interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali per la durata di 1 anno a carico del titolare di un'impresa. 2 i procedimenti nell'ambito dei quali si stanno effettuando da questa mattina perquisizioni e sequestri. I reati sono quelli di realizzazione di discarica abusiva, combustione illecita di rifiuti e abbandono di rifiuti. Le indagini hanno documentato numerosi sversamenti illeciti di rifiuti nei greti dei torrenti Mele e Patri, a finire nel registro degli indagati titolari di imprese del settore edile, della lavorazione del legno, di prodotti agricoli, del commercio del ferro e del trasporto merci, oltre a ristoratori, proprietari di officine meccaniche, attività commerciali e cittadini residenti della zona. Attraverso l'analisi di numerosi video acquisiti con l'utilizzo di telecamere nascoste nei pressi dei 2 corsi d'acqua sono state accertate le condotte degli indagati, quali, come evidenziato nei provvedimenti giudiziari del GIP, hanno concorso in uno scempio del territorio con la riduzione dei torrenti, sottoposti a vincolo paesaggistico e largamente prosciugati per lunghi periodi dell'anno ad una vera discarica, facendone oggetto di una selvaggia aggressione ambientale. Le immagini hanno documentato episodi dal maggio al dicembre 22 in più punti dei torrenti, in assenza di alcuna autorizzazione, venivano trasportati e sversati nei greti dei fiumi rifiuti di vario tipo, anche pericolosi, ed in particolare scarti delle attività di impresa, tra cui materiale edile, il ferro, legno, fino ad arrivare ai derivati della lavorazione di alimenti o prodotti da animali da allevamento. In alcuni casi i rifiuti, dopo essere abbandonati, erano stati addirittura incendiati con fiamme che avevano prodotto un'intensa nube di fumo e che non si erano propagate grazie alle non favorevoli condizioni meteorologiche. I titolari, secondo quanto scritto nelle ordinanze dei GIP, erano consapevoli di non seguire le procedure affrontando i relativi costi normativamente previsti per lo smaltimento dei rifiuti. Nei 2 procedimenti penali sono indagati anche 31 residenti della zona, sorpresi dalle telecamere dei carabinieri mentre, utilizzando le proprie autovetture, gettavano rifiuti di natura domestica. Dovranno rispondere del reato di abbandono di rifiuti. Caro Vita, da domenica scatta il trimestre con prezzi più bassi per fronteggiare la crisi, pane, pasta, latte, giù. In compenso purtroppo aumenta la bolletta della luce. I catanesi dicono così non si va avanti. Tonino De Mana. Arriva il salvaspesa, l'ultima trovata del governo Meloni per fronteggiare l'inflazione, ma dall'altro lato aumenta del 18% la bolletta della luce. Italiani sempre più poveri su un'altalena di prezzi che spesso va verso l'alto, ma quando scende non entusiasma la gente. Da domenica carrello della spesa più leggero con i beni di prima necessità, pane, pasta, latte, ma anche prodotti per la cura della persona che costeranno il 10% in meno. Lo dice lei, la Meloni. Qua non mi sembra che funzioni così. Andiamo a fare la spesa ed è insostenibile, credo, un po' per tutti. Male, non ci arriviamo a fine mese. Ci sono delle cose che magari evito di comprare perché poi diventano un lusso che non ci possiamo permettere. Per esempio? Per esempio il pesce, certi tipi di pesce ovviamente. 5 lettere e una parola inizia con la C. Costi. Io avevo pensato crisi. Crisi, anche crisi, sì. E aumentano le bollette del 18%, ora che arriva l'inverno. Mia suocera 150 euro, cioè è arrivata una bolletta, una persona sola, persona anziana, con una pensione di 600 euro, se non ci fossero i figli, non so come potrebbe fare. C'è un tempo nei genitori che mantenevano i figli, ora è il contrario. È al contrario, purtroppo così. Il provvedimento del governo sarà in vigore fino al 31 dicembre 2023, ma non si esclude una proroga. Il sindaco di Catania, Trantino, a Buongiorno Sicilia, fa il punto sulla situazione finanziaria del comune, in attesa dei fondi strutturali promessi da Roma. I controlli nelle strade, dice il sindaco, mancano per il dissesto ereditato. Non possiamo ancora assumere i vigili che ci vorrebbero. Giusy Lazzara.
La città, secondo il sindaco trantino, che a Buongiorno Sicilia fa il punto sulla situazione finanziaria e amministrativa partendo dal dissesto. Stiamo chiedendo a Roma e aspettiamo risposte. Poco fa ho mandato un messaggio a Palazzo Chigi, attendiamo anche di vedere se possiamo ottenere delle risorse per compensare un divario che si è creato fra la città di Catania e altre città che sono capoluogo di provincia, nonché città metropolitane, che in passato hanno ricevuto fondi strutturali che invece Catania non ha ricevuto perché era in dissesto. Catania più sicura, lo chiedono in tanti, e il sindaco trantino sulla carenza dei vigili urbani. Mancano 600 vigili e in più quelli che ci sono per la quasi totalità, 200 su 245, hanno una media età di 61 anni, quindi comprendiamo qual è la condizione. Non possiamo assumere perché non possiamo fare concorsi, perché noi possiamo fare concorsi avendo una capacità assunzionale rapportata alla capacità finanziaria. Un comune in dissesto non può fare concorsi. Anche sui rifiuti il sindaco ha annunciato che è stato firmato il nuovo contratto con le ditte che si occupano della raccolta. E questo ci consente adesso di poter rimodulare questo contratto e pertanto in qualche modo dare delle risposte più immediate e più efficienti per quanto riguarda il tema angusto della sporcizia per le strade. È Carmelo Grasso, il nuovo presidente del Comitato dei Festeggiamenti Agatini. La nomina dell'imprenditore sessantenne, da sempre impegnato nel sociale e fervente devoto di Sant'Agata, è stata formalizzata assieme ai nuovi componenti dell'intero comitato dall'arcivescovo di Catania, Monsignor Renna, e dal sindaco trantino. Le malattie cardiovascolari sono la prima causa di morte nel nostro paese. Oggi giornata mondiale del cuore. Da lunedì a mercoledì a Catania, screening gratuito a Piazza Università. Medici e controlli in tenda. Francesco Aloi. 29 settembre è la giornata mondiale del cuore, un muscolo fondamentale per la vita che va sempre tenuto sotto controllo. Attenzione ai segnali di allarme, ma l'importante è prevenire, dice il professore Gulizia. Noi uomini paghiamo prima questo debito nei confronti delle malattie cardiovascolari, lo paghiamo fra i 30 ormai e i 50-55 anni. Le donne, sì, le donne che invece durante queste decadi sono protette dalla fertilità, dal bilancio degli ormoni estrogeni e progestinici, loro in questo momento hanno la possibilità di avvantaggiarsi, di poter avere più tempo per fare prevenzione. Il più grande femminicidio che c'è al mondo è quello dovuto alla cardiopatia ischemica nella donna dopo 15 anni dalla menopausa. Le malattie cardiologiche sono la prima causa di morte in Italia e nel mondo. Superano di molto i decessi causati dai tumori. Un corretto stile di vita però può farci vivere meglio. A tavola frutta e verdura non devono mai mancare. Oggi bisogna insistere sul consumo massivo di frutta e verdura di almeno 5-7 colori, almeno 2-3 pasti al giorno, perché questo sicuramente salva vita, così come l'assunzione di cereali. La pasta bisogna un pochettino smitizzarla, la pasta si può cucinare. Importante anche l'attività fisica, 75 minuti a settimana, suggerisce il professore. Va bene anche una semplice passeggiata. Facciamo delle belle camminate a passo veloce, lo possiamo fare tutti. Tra i principali fattori di rischio ci sono il tabagismo, la sedentarietà, la scorretta alimentazione e il sovrappeso. Da lunedì a mercoledì prossimi in Piazza Università a Catania arriverà un jumbo truck per uno screening cardiovascolare gratuito, perché prevenire è sempre meglio che curare. Adesso facciamo una breve pausa, tra poco per il calcio, la voglia di riscatto per il Catania e il Messina. State con noi. Eccoci di nuovo insieme con il calcio, Catania e Messina con la testa già agli impegni di domenica, orario inconsueto delle 14 per le sfide delle due siciliane. I rossazzurri giocheranno a Caserta, i giallorossi ospiteranno l'Avellino. Francesco Triolo.
La voglia di riscattare la sconfitta contro il Foggia è un sentimento diffuso nello spogliatoio del Catania, dove c'è la consapevolezza di non giocare male, anzi di costruire buone trame, ma manca ancora qualcosa in fase offensiva. La trasferta di Caserta rappresenta un bel banco di prova perché l'avversario che i rossazzurri avranno di fronte è uno di quelli con più entusiasmo dopo il ripescaggio in C e nonostante nelle 4 partite disputate sinora abbia centrato sempre un pareggio. Anche nel recupero contro il Monopoli, dove ha segnato nuovamente Alessio Curci, uno degli ex della partita. Per Cangelosi sono arrivate buone notizie anche dai rientri di Carretta e Montalto, che hanno dimostrato di poter essere 2 elementi importanti. Tabbiani chiede un cambio di marcia, soprattutto nei risultati, e molto passa anche dalla vena degli attaccanti. La gara contro il Foggia ha lasciato strascichi in infermeria, con Livieri che dovrà stare fermo almeno un mese per un problema muscolare. Toccherà quindi a Letton Betters difendere la porta rossazzurra. Cerca il primo acuto invece il Messina, che al Franco Scogli affronterà l'Avellino. Modica ieri pomeriggio ha provato il 4-3-3 nell'amichevole disputata contro il Gia Virtus e finirà 2-0 per i peloritani con le reti di Luciani e Plescia. I dubbi per il tecnico giallorosso sono soprattutto sulle corsie difensive. Secondo me siamo sulla buona strada in termini di gioco, magari ci manca qualcosa a livello di risultato, ma alla lunga le prestazioni pagheranno e quindi sappiamo che se continuiamo in questo modo sicuramente ci toglieremo belle soddisfazioni. Diciamo che l'Avellino non c'ha solo Paterno, sicuramente Paterno è un ottimo giocatore, ma sono tutti forti davanti e noi cercheremo di fare il nostro meglio come sempre per cercare di arginarli. Da valutare nelle ultime sedute sono le condizioni di Giunta, Pacciardi e Firenze, che si sono allenati a parte. Pallanuoto, domenica si alza il sipario sulla stagione dell'Orizzonte Catania, che punta allo scudetto e alla Coppa dei Campioni. Di Mario e Miseli abbiamo sempre voglia di vincere. Torino De Mana. L'appetito viene mangiando, così l'insaziabile Orizzonte Catania si prepara a tuffarsi in vasca con l'obiettivo del 24esimo scudetto e soprattutto di una Coppa dei Campioni che nella ricchissima bacheca delle etnee manca dalla stagione 2007-2008 un po' troppo per il presidente Tania Di Mario. Una manca da tanto tempo e forse è un cruccio, no? È diventato quasi il nostro pallino, quindi la nostra maggiore attenzione è lì, però per tutto il resto non ci possiamo permettere di venire meno, insomma. Non finisce mai di stupire la 44enne Di Mario, che lo scorso anno non esitò a tuffarsi in vasca per dare il suo prezioso contributo. Forse è stata una delle parentesi più divertenti della mia carriera, ma qualcuno dice una crisi di mezza età, io mi sono divertita un sacco, credo che come presidente sono stata più brava, quindi spero e sono convinta che non ce ne sarà bisogno. Stimoli che non mancano all'allenatore Martina Miceli. Doppia responsabilità, perché vincere è bello, confermarsi è sempre sicuramente più difficile. In questo momento la partita col Cosenza, sicuramente i valori in acqua saranno diversi, siamo già concentrati, abbiamo una settimana di fuoco perché domenica Cosenza, mercoledì andiamo a Rapallo che si è rinforzata, non sarà assolutamente una trasferta facile, ma soprattutto sabato sera alla Piscina di Nesima abbiamo l'esordio in Coppa Campioni contro il Sant'Andreo, per cui quello è l'appuntamento più importante di questa prima parte del campionato. Ci fermiamo qui, appuntamento alle 20, grazie per averci seguito, buon pomeriggio.